Con due R. Con due R. Allora, mi scusi, le devo chiedere di alzarsi un attimo in piedi, perché in piedi deve leggere la formula con cui si impegna a dire la verità. La ringrazio, si accomodi pure. Allora, Valentina Battara. Sì, con due R. Pure due R. Sì, due T Allora, e due R. Battarra. Sì. Finalmente l'ho detto giusto. Parlando al microfono, risponda alle domande che le faranno le parti, prego, pubblico Grazie, signor ministero. Presidente. Signora Battarra, lei è laureata? In economia all'Università Bocconi. All'Università Bocconi. Quindi, dottoressa, senta, lei conosce la dottoressa Melania Tumini? Sì, Siete siamo amiche? sì, da quando eravamo adolescenti, molto piccole. Compagne di scuola, compagne di classe? Sì, compagni di classe, Di medie e classe. superiori. Quindi conosce anche la signora Nicole Minetti? Sì. Compagna di classe anche sua? Sì. Eravate amiche? E fuori dall'ambiente scolastico non ci Non vi siete mai frequentavamo. frequentate? Sa se la Tumini e la Minetti fossero amiche? Sì, erano molto amiche. Erano molto amiche. Sa se si sono frequentate durante il tempo dell'università o se vi è stato un iato tra la scuola e poi un'eventuale ripresa? E sono rimaste amiche, diciamo, il primo anno di università, poi si sono un po' allontanate negli Hanno ultimi poi anni. ripreso questa amicizia, che lei sappia? Sì, o si sono dei comunque contatti? sentite, sì. Allora, lei sa se la signora dottoressa Melania Tumini ha partecipato a una serata, a una cena a casa dell'onorevole Silvio Berlusconi? Sì, mi è Ecco, stato... lo dica al Tribunale, come l'ha saputo, cosa le fu detto, in maniera fluente e conseguenziale, così io cerco di non interromperla. Prego. Melania ha partecipato il 19 di settembre del 2010, però prima di quella data è stata invitata da Nicola a partecipare, proprio perché loro ogni tanto si potevano ancora sentire. Quindi il 19 andò su invito di Nicole Minetti? Sì. Prego, vada. Negli ultimi tempi, prima però dell'effettiva partecipazione, Melania ci aveva chiesto, diciamo, un parere da amiche sulla se lei poteva, cioè, cosa noi pensavamo di questa sua partecipazione. Senta, quando lei dice ci aveva chiesto, a chi si riferisce? A me, a Maura Badalà, e in un'occasione c'era anche un'altra nostra amica. Ok. E comunque un ambiente, insomma, privato nostro. E questo amicale, il vostro ambiente sì, amicale. Sì. Quindi in queste occasioni in cui vi anticipa l'invito della signora Minetti avete avuto modo di discutere? Sì, abbiamo avuto modo, e proprio perché appunto Melania era dubbiosa e la mia posizione non era stata del tutto contraria, forse perché pensavo potesse essere comunque un'occasione forse più mossa dalla curiosità, forse di vedere un contesto diverso, però diciamo a parte Maura, che era sempre stata molto contraria a questa cosa, noi non l'abbiamo sconsigliata al 100%, poi ovviamente però la scelta è stata sua. Quindi questo è ovvio. Ecco, le perplessità della Tumini da cosa derivavano e viceversa la tentazione di partecipare da cosa derivava? Le due cose insieme lei ha descritto, no? Delle perplessità ma anche una, chiamiamola, tentazione. Da cosa derivavano questa ambivalenza? Vabbè, la perplessità comunque dall'ambiente in sé, per quanto sia si va sempre a casa di una persona molto importante, quindi... Queste sono le perplessità? Le perplessità sono queste? Sì, cioè nel senso comunque, siccome comunque non era stata una cosa suggerita direttamente da Melania, che appunto era stata invitata ad andare, e comunque per la persona che era, cioè inizialmente sì, comunque non è un invito che capita tutti i giorni a una persona, poi però era stato diciamo presentata la cosa come una possibilità nella quale conoscere una persona appunto molto importante che poteva dare delle opportunità, diciamo, dal punto di vista professionale,
che non da intendersi nel Sì, mondo sì, è dello chiaro, spettacolo. non parliamo di raccomandazioni, ma di possibilità comunque Sì, di vista. aver consigli, conoscere. Sì, quindi lei comunque la vedeva anche come un'occasione per conoscere una persona, insomma, Scusi, ma importante. vorrei capire una cosa. Visto che l'invito proveniva da un consigliere regionale e riguardava una cena a casa del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, le perplessità in cosa specificatamente consistevano? Cioè, ce le voglio esplicitare. Quali erano le non della dottoressa Valacqui, Che ce l'ha già spiegate perfettamente, non ci interessano, sono di ordine culturale. Quelle della Tumini, e spiego la pertinenza della domanda perché mi interessa capire che cosa le aveva detto la Minetti. Cioè, da cosa nascevano queste perplessità? Se le ricorda, non è una Se tortura, nascevano da esatto. cose apprese dalla signora Minetti, da cose che erano state dette Esatto. dal o se nascevano da altro. Perfetto. Visto che, voglio dire, viene a chiedervi consiglio, c'è questa opportunità, io sono indecisa perché. Questo perché quale fu quello che la sua amica le ha prospettato? Coraggio. Cioè, perché comunque forse poteva anche essere una situazione cioè ambigua, cioè nel senso in quella fase in realtà io adesso devo andare a memoria, Sì, certo. però in quella fase non si era ancora parlato di ragazze esplicitamente che potevano partecipare. È un invito che ha, come dire, un carattere di serietà, viene da una persona conosciuta, eccetera, eccetera, con una Diciamo personalità. l'unica cosa che comunque erano stati inviti ripetuti, questo è il fatto. E questo era uno dei motivi che Cioè poteva far sembrare un po' nascere strano perplessità, questa parliamo cosa. delle perplessità della Sì, sua sì, amica, non sì, sua. sì, cioè nel senso non è che si era entrati a parte questa opportunità professionale nel dettaglio di quello che consistevano Ok. le serate. Senta, ma nel tenore di questo confronto tra amiche entrò anche la figura di Nicole Minetti, la sua carriera professionale, politica? Cioè la velocità è un dato notorio oggettivo con cui la signora Minetti è ascesa a una carica elettiva. Parlaste di questo? Sicuramente sì, il suo invito proveniva. No, io ho chiesto se parlaste di questo profilo, se le perplessità eventualmente derivavano da questo, o no? Coraggio. Non ricordo. Non lo Non ricordo. se lo ricorda. Va bene, andiamo avanti. Le disse Melania cosa Nicole le aveva detto della serata? Se le aveva descritto, anticipato un po' il In tenore che della fase serata? questo? In questa fase Sì, prima esatto. di decidere Sì, di partecipare? Sì, assolutamente. La Durante questa Nicole, discussione. siccome cioè, diciamo, conosce la Melania e quindi sa che non è una persona interessata al mondo dello spettacolo, quindi per, diciamo così, cioè, non so, invogliarla ad andare, gli ha descritto un ambiente, cioè non gli ha descritto un ambiente, però gli ha dato come finalità quella di poter avere un'opportunità professionale. Insomma, un contatto col Presidente. Sì, quello Va bene, sicuramente. Va bene. Allora, sa se ha partecipato Melania a questa serata? Sì, poi ha partecipato. Le ha raccontato della partecipazione? Sì. Lo ha sì, fatto telefonicamente o personalmente o telefonicamente e personalmente? Come l'ha fatto? L'ha fatto in entrambi i modi e c'è stata una prima telefonata, prima telefonicamente, subito dopo la cena e penso mi sembra il giorno dopo e poi in un secondo momento anche di persona e mi ha raccontato quindi un po' più nei dettagli quello che poi era effettivamente avvenuto, quindi che erano arrivate insieme a casa del Presidente e già dall'ingresso all'interno della casa c'era, diciamo, si era accorta che c'era un ambiente molto diverso da quello che si era prospettata, perché è del tutto informale, e mentre lei appunto memore di un invito sulla base di un incontro più formale pensava che l'approccio poteva essere diverso. Poi appunto sono andate per la cena, quindi c'è stato appunto il momento della cena ed erano quasi tutte insomma ragazze giovani che lei comunque non conosceva
E poi appunto durante il momento della cena queste ragazze hanno iniziato appunto a fare questi balletti piuttosto che a scoprire parti del corpo in un clima molto goliardico, molto ilare. E il suo atteggiamento è sempre stato quello di essere invece, insomma, di starsene un po' per i fatti suoi, perché comunque era imbarazzata da questo ambiente che quando era lì poi insomma cioè, sicuramente non si aspettava di avere. Poi la cosa è andata oltre, nel senso che la serata appunto ha avuto poi il momento in cui le ragazze si sono recate in questa discoteca che ci aveva detto chiamarsi Bunga Bunga, e quindi lì ci sono stati appunto altri spettacoli fatti da una o due ragazze singolarmente, tra cui anche... Vi descrisse gli spettacoli? Ci aveva detto che queste ragazze si travestivano, che c'erano dei spogliatoi, e ci aveva raccontato di due ragazze che potevano fare balletti un po' quasi con atteggiamenti lesbici, e anche la Nicola aveva ballato anche lei, spogliandosi in parte, ma non so fino a che punto. E quindi questa è stata un'altra parte della serata. Dopodiché sono andati a conclusione della serata c'è stato poi il momento in cui le ragazze andavano a casa nell'ufficio del presidente singolarmente, e Melania è entrata con Nicole, e in quel momento gli è stata data tra questi due CD questa busta che lei lì per lì non ha aperto, e che ha preso anche in un modo abbastanza così rapido, e gli è stato chiesto in quell'occasione se si era divertita, come si era trovata, e lei ha detto che comunque non era il suo modo di divertirsi, quindi gli ha dato, diciamo, un riscontro, insomma, gli ha fatto capire che non era proprio quello che si aspettava. E lei in quel momento comunque si trovava con Nicole, era fine serata, e ha preso comunque in mano questa busta e l'ha tenuta con sé, e potendo immaginare forse che c'erano dei soldi, ma comunque, ripeto, non l'ha aperta lì per lì. E invece ha poi scoperto il contenuto una volta salita in macchina, e appunto c'erano dentro questi 2.000 euro che poi lei ha deciso di tenere, perché comunque si sentiva, insomma, anche un po', cioè per lei era stata una condizione di grande imbarazzo questa. E poi da allora, diciamo, insomma, so che si era confrontata con Nicole chiedendole, cioè, comunque facendole presente che, cioè, non era proprio il tipo di serata a cui lei pensava di assistere. E poi, diciamo, da allora so che i loro rapporti sono diventati, cioè attualmente nulli. Senta, oltre a Silvio Berlusconi, Melania le disse se c'erano altri uomini in quel corso di quella serata? Sì, mi ha detto che gli unici uomini che partecipavano alla cena erano Emilio Fede e Carlo Rossella. Oltre a Silvio Berlusconi? Sì. Sa se queste due persone, oltre a Silvio Berlusconi, ce l'ha già detto, hanno partecipato anche alla cosiddetta fase bunga bunga, cioè se scesono nella discoteca col palo da lap dance in cui avvenivano queste condotte? Sì, dovevano essere presenti anche loro, però diciamo anche, diciamo, nei contatti con le ragazze il loro ruolo era sempre un po' più marginale, diciamo. Per contatti, che era la cosa che le volevo chiedere, che cosa intende? E appunto contatti fisici, quindi diciamo, cioè, palpeggiamenti di varie parti del corpo. Da parte di chi a chi? E da parte del presidente verso le ragazze, diciamo. Senta, questi sono i racconti che le ha fatto la dottoressa Tumini? Sì. Per telefono o di persona, o tutte e due? Tutti e due. Sul bunga bunga si è soffermata di persona. Più di persona. Quando collochiamo questo incontro diretto, ovviamente dopo... Qualche giorno dopo la telefonata, ma sempre subito dopo, cioè nei giorni seguenti la cena. Ed eravate? A casa mia. A casa sua, a Rimini? Sì.
Sì, ed a casa eravate- mia era presente anche Maura. Maura Vadalà, Sì. Vattarra Valentina, E Melania. Tumini, Dopo la cena eravamo solo noi di e persona. in questo contesto avete E parlato. mi ha di parlato queste un po' cose. meglio, sì, è entrata anche meglio nei dettagli, non so, dell'importo esatto dei soldi. Lei sa cosa ci ha fatto con questi soldi la dottoressa Tumini? Non esattamente, penso li abbia usati per spese sue personali. Per spese sue personali. Sì, comunque, Qualcuno di voi le disse come mai non l'hai restituiti? Sì, perché sì, non hai gliel'abbiamo ritenuto? chiesto diverse volte. E lei... Avrebbe potuto fare un vaglia postale per avere la prova della restituzione. Sì, sì, per no, esempio. gliel'abbiamo chiesto diverse volte perché comunque, cioè, di fatto appunto aveva accettato questa busta, però lei ha sempre puntato molto il dito sul fatto che voleva andare via, che era più quasi tenerseli e insomma poi finire il tutto lì il prima possibile, dice non voleva dare nell'occhio per questa cosa, però è sicuramente una scelta che Lei uno quando adesso ha discute. descritto due, chiamiamole, fasi della serata. La cena, in cui già ha detto vengono anticipati dei comportamenti, non voglio dare aggettivi, di un certo tipo, sono quelli che ha descritto la dottoressa, il testimone, e poi bunga bunga. Lei sa se qualcuna, una o più delle ragazze si fermassero a dormire ad Arcore presso la residenza di Berlusconi per intrattenervi eventualmente rapporti in intimità? Ma Melania ci ha detto che sì, in quella ultima fase della serata ci sarebbero state poi delle ragazze che sarebbero rimaste. Lei non è rimasta con Nicole, però non so chi poteva, cioè chi fosse effettivamente rimasto quella sera. Però c'era questa possibilità, sì, sì. Senta, la Melania le disse di essere stata tranquilla e libera per tutto il corso della serata? E cioè tranquilla non tanto, libera sì. Tranquilla con riferimento ai comportamenti di terzi, mi perdoni, non all'introiezione soggettiva. E tranquilla nel senso Cioè che qualcuno non ha tentato l'hanno... di trascinarla in questa danza erotica, in questi No, comportamenti? tranquilla nel senso è stata appunto abbastanza appartata e anche insomma osservava relativamente proprio perché diciamo l'imbarazzo forse era il suo sentimento prevalente. Percepiva un disagio ma non è stata in nessun modo Costretta. coinvolta. No. Ok. Ci riserviamo di concludere l'esame. Non vi riservate, lo fate subito. Chiedo scusa. Prego. Per caso Melania le ha detto qualcosa sulla presenza di Carlo Rossella e Sì, ha già detto. il motivo per cui era presente? Ha detto che erano presenti. Le ha parlato del motivo? Perché per era caso presente- Melania sapeva perché erano presenti Emilio Fede e Carlo Rossella? Qualcuno le ha detto perché erano presenti? No, che io sappia no. Che lei sappia no. Basta. Parti civili? Difese? Una Prego. domanda. Lei è capitato di qualificare o di sentire qualificato dalla signora Tumini in qualche modo quella serata, riferendosi a uno spettacolo? Nella telefonata ha usato delle parole che l'ha chiamato bagaglino. Bagaglino. E con questo Un'atmosfera da bagaglino, diciamo volendo enfatizzare un aspetto quasi forse grottesco delle cose a cui stava assistendo, diciamo. Sì, poi ho usato anche un termine un po' più forte che comunque Si cioè ricorda? sì, Si ricorda? Che cioè, si dice? sì, è un puttanaio, Puttanaio, ok. volendo E cioè con con bagaglino cosa riferimento intendeva? Per capire il termine grottesco sono tutti aggettivi, se lei Cioè, no, nel naturalmente senso, ha un avuto modo... No, cioè, io immagino che un bagaglino sia una... Cos'è per voleva, lei il secondo bagaglino? me, trasmettere comunque una situazione anche molto, cioè, esagerata. No, aspetti un attimo. Allora, bagaglino sappiamo. Sì, che cos'è? Vediamo che è se una ci cosa- riferiamo tutti alla stessa cosa. Ecco. E io abbiamo non- tutti l'idea che il bagaglino sia una forma teatrale, è un teatro e quindi sia una forma teatrale. Molto. Ma come lei lì, dire, secondo me, Lei che cosa ha inteso o si è chiarito con Melania che cosa intendeva Melania quando l'ha chiamata bagaglino? ma lei, se non, a memoria mi ricordo che aveva usato la parola bagaglino
anche per associarla anche alla persona fisica di Berlusconi, nel senso che fisicamente l'aveva visto, cioè ha detto che sembrava che avesse quasi, cioè, una maschera da come si presentava, quindi appunto siccome il bagaglino, cioè, l'aveva associato anche a quello, diciamo. Bagaglino è un teatro del grottesco, Sì, con le caricature. Sì, quindi invece appunto l'altra parola, insomma, più forte, più volgare. L'altra non lascia adito a interpretazioni particolari, ma credo che la difesa volesse sapere, allora, lei così l'ha intesa, ne ha parlato con Melania? Quando dici bagaglino, che cosa vuoi dire? Visto che la parola bagaglino era, me l'ha riferita appunto durante la telefonata. La telefonata. E, cioè, sicuramente un clima allegro, divertente, però anche, cioè, frivolo, goliardico, Ok. in questo Perfetto. senso. Questo è quello che lei ha inteso, ok. Spero che abbia risposto alla sua domanda. Sì, era giusto con la misura, cercare di capire la misura dell'affermazione. Senta, invece, a seguito di questa serata, che lei sappia, i rapporti tra la Tumini e la Minetti, quali furono? Diciamo che si sono progressivamente appunto annullati, nel senso che so che loro cioè, a seguito di questa serata ha fatto presente comunque queste sue sensazioni, e quindi so che gli aveva mandato un messaggio, ma anche, diciamo, abbastanza da amica, a cui mi sembra che Nicola Bianca ha risposto, però poi da allora, visto che lei non condivideva affatto questo modo di vivere, e Nicola invece comunque ha continuato questo stile di vita, lei si è allontanata, sì, in tutto e per tutto. Presidente, sempre nel solco di questa comprensione, la comprensione delle misure, delle cose che si dicono, spesso riassumendo con degli aggettivi e momenti vissuti, c'è quella telefonata del 5 novembre di cui la signora è l'altra interlocutrice, del 2010, ore 15:30, progressivo 242. Sì. Stavate parlando di un ritorno, siamo al 5 di novembre, quindi. Ok. Stavate parlando di un ritorno a Milano della signora Tumini a proposito di un festeggiamento di un tale Giulio. Sì. Melania le dice, e la signora Tumini dice: io dovrei tornare a Milano, dovrei trovare un posto dove andare a dormire, e probabilmente lo avrebbe chiesto a Giulio. Sì, infatti io avevo chiesto a Giulio, vabbè, perché ho detto: guarda, tanto noi ce le diciamo le cose, però comunque dal giorno prima della sua laurea c'è già lì la Chiara. Gli ho detto: guardi, gliela riassumo, sostanzialmente dice: non mi sembra il caso di andare da Giulio perché già c'è tanta gente in casa, no? Mm-hmm. Poi la signora Tumini dice: quindi vedrò come posso fare, quindi Giulio no, vedrò come posso fare, volevo chiedere alla mia amica Camilla, adesso vedo, dai, spero di riuscire ad organizzarmi, se no farò su e giù. E lei: e dalla Nicole non vai più? Mm-hmm. Le chiede, perché lei ancora, le chiedo io questa volta, lei ancora pensava che potesse andare dalla Nicole, dove lei sapeva già c'era stata la signora Tumini, corretto? Sì, perché probabilmente in quella data, ripeto, i rapporti si sono progressivamente poi, diciamo, annullati e sgretolati. Ma lei riteneva a quella data, non successivamente evidentemente, che era ancora una cosa possibile, tant'è che gliela prospetta come tale. Sì, se gliel'ho chiesto, sì. Adesso non 5 ricordo. di novembre, questa telefonata del 5 di novembre, quindi lei le chiede: ma dalla Nicole non vai? Non puoi andare dalla Nicole? Si ripeto, non ricordo questa frase, però le leggo un altro pezzo che magari ricorda, perché ci sono delle frasi che magari sono così particolari da poter stimolare il suo ricordo. A questa sua affermazione Melania le risponde: no, Melania è la signora Tumini. Sì. No, neanche morta. No, dai, non è giusto, cioè se mi dissocio. La disturba l'avvocato Ricci. Ma la passerella dietro.
Se mi dissocio, mi dissocio. Ora le chiedo, la sorpresa di questa affermazione e cosa voleva intendere la signora Tumini con se mi dissocio, per quello che lei ha capito, evidentemente. Da quello che lei ha capito, visto che poi quello che ci ha detto la signora lo sappiamo, ok? Il dissocio era il dissociarsi dallo stile di vita che lei aveva appreso a seguito dell'esperienza diretta vissuta nella cena. Ok. Perché ora io mi ricordo che Melania ha scritto un messaggio a Nicole, ma onestamente non so datarlo. Collocarlo nel tempo. Però sicuramente successivo, non qualche Guardi, giorno se dopo. posso aiutarlo, se mi si consente, il messaggio è successivo anche a questa telefonata. Sì, è verosimilmente, qualche giorno dopo. Le do degli elementi di modo che lei possa eventualmente... Ah, ok, quindi L'email, probabilmente per la precisione, è un'email che ha mandato alla ok. sua amica, così ci ha detto, il 9 novembre, se ben mi ricordo, 8 novembre, qualche defiance Ok. ce l'ho. Cioè, diciamo sicuramente quell'esperienza aveva segnato molto Melania, anche perché loro erano state molto amiche ai tempi del liceo, però e poi fra l'altro insomma è tutto un contesto molto particolare, nel senso cioè lei comunque sì è iniziata, cioè secondo me in quelle settimane successive, anche prima di scrivere queste email, voleva appunto da amica o da ex amica, insomma comunque dirle quello che pensava in maniera sincera. Poi forse sono stata io a dire non vai dalla Nicole. Sì, non me l'ha proposto lei, non mi ha detto no, lei, è lei sua, infatti la domanda. no, nel senso magari risulta che è posso stata essere lei. stata io forse ad aver sottovalutato forse la cosa in quel momento, Ho nel capito. senso, però lei mi ha negato questa possibilità. Però, se mi si passa l'espressione, lei sembra abbastanza presente nelle vicende della Sì, sì. Tumini. Le dico perché. Sì, Perché lo so. subito dopo lei chiede, ma non gliel'hai mandato tu il messaggio? Allora, io questo non so se è un'affermazione o una domanda, ma glielo hai mandato tu il messaggio? Ma glielo hai mandato tu il messaggio? Cambia poco, però. Lei fa riferimento a un messaggio subito dopo questa affermazione. Se lei ricorda quale fosse il messaggio e se evidentemente ne avete parlato, quando e di cosa si trattava. No, io così nello specifico no, io so che appunto, ripeto, che lei sicuramente voleva far presente come se già gliel'aveva fatto presente subito dopo la sua contrarietà. Però lei prima ha detto che come gesto amicale voleva a un certo punto dire guarda, non sono d'accordo, ok? Riferendosi a qualcosa, una comunicazione, ok? Nella telefonata lei fa riferimento a un messaggio. Non si è capito bene dalla trascrizione se Forse può un essere tono che di domanda oppure di affermazione. forse può essere, se lei mi dice che la mail è partita effettivamente l'8 di novembre, questa telefonata è del 5, forse può essere che lei, siccome è vero che io la sento spesso, forse mi può aver detto nelle giornate precedenti, insomma, mi dispiace per la situazione, io comunque, proprio perché non si sono più sentite da quella volta, però lei le dispiaceva troncare così la cosa, Quindi quindi può essere magari che mi avesse anticipato la sua intenzione di scriverle. Ma le ha anticipato anche il contenuto del No, scritto? me l'ha detto dopo quello che le aveva scritto. Il contenuto quindi Quindi dopo non- che l'aveva scritto. Sì, quindi dopo E le l'8 aveva di comunque novembre. in un qualche momento anticipato questo suo Cioè la volontà comunque di volontà farsi di farsi sentire in un viva qualche Ok. modo. Forse è in questo senso che Ma spiego. lei non sa cosa volesse dire quel messaggio alla signora No, Minetti? no, ripeto, c'è cioè voleva da una parte dirle, cioè, ripeto, da quella cena dove poi c'era stato tutto, è successo tutto, comunque i loro rapporti si sono di fatto interrotti. Certo. Quindi, E questo messaggio che significato poteva, secondo quello che le ha detto ovviamente la sua amica, che significato doveva avere? Io prima l'ho riassunto, ma forse ho errato, mi era parso di capire che quello che le era stato detto era, siccome comunque siamo state amiche, io ci tengo a dirti che non condivido, come amica te lo dico, Sì. se ho ben capito, però mi corregga perché potrei aver sbagliato. No, era questo, cioè comunque appunto lei
riconfermato questa sua contrarietà, estraneità al suo stile di vita, però era anche dispiaciuta, cioè sì, anche qui le date, No, e nel senso va bene. nel frattempo doveva anche essere uscita la cosa a livello mediatico, per esempio, cosa che ai tempi della cena non c'era, anche questo era stato un fattore ulteriore. Ok. Che comunque Nicole non era ancora finita sui giornali per questo episodio e quindi era proprio nell'occhio del ciclone in quel momento e Melania non pensava di essere coinvolta, ovviamente, tantomeno noi, quindi era anche una solidarietà per quanto possibile anche per quello che la Nicole stava vivendo in quel momento di grande attacco mediatico. Ho capito, va bene. Senta, lei conosce il signor Pedrini, Luca Pedrini? Sì. In che rapporti è col signor Pedrini? Cioè, amicali nessuno, ho frequentato le medie con lui e con Melania, eravamo in classe insieme, Rimini è abbastanza piccolo. Cioè, Melania, Pedrini e lei eravate nella stessa classe? Sì, alle medie. Sa che rapporti corressero tra, e sono corsi successivamente, tra la signora Tumini e il signor Pedrini? Cioè, si conoscevano, si frequentavano, Sì, si vedevano? potevano conoscere, però che a me risulti non che no, mi scusi, che lei sappia sempre la donna. No, cioè si conoscevano, ripeto, avevamo appunto anche avuto un'esperienza scolastica comune, però Lei sa soprattutto negli ultimi anni non uscivano insieme. Lei sa se in questa occasione, cioè nell'occasione del settembre, ottobre e novembre, tra la signora Tumini e il signor Pedrini ci siano stati dei contatti? E se sì, di quale tipo? Sì, mi sembra che i contatti erano stati inerenti alla casa della Nicole, perché appunto nel momento in cui Melania si era appoggiata a questa casa, se non sbaglio anche Luca aveva... Sa se hanno dormito insieme occasionalmente, non nello stesso letto, nella stessa casa evidentemente? Può essere capitato, non c'è... Lei no, se lo ricorda, guardi, è sempre se ricorda le cose. Se lo ricorda, se cioè, lo mi sa. ricordo che che i contatti che avevano avuto erano stati inerenti a questa casa, dove però non... Lei sa se Pedrini abitava quella casa? Che è la casa di San Babila, poi, sì, giusto? sì, la casa di San Babila. Ripeto, sicuramente ci ha dormito in più occasioni, però non so con che continuità, onestamente. Melania non... Sì, anche lei qualche volta, però... Non ho altre domande. Altre domande? Possiamo licenziare la testa? Grazie. Grazie.